Club Europa Challenge, una categoria a barrage. In campo per l'Italia Filippo Moyerson, in sella a Loro Piana Have a Go. Filippo Moyerson particolarmente in palla in questo concorso. Nel pomeriggio aveva ottenuto un terzo posto in sella a Loro Piana Duganò nella categoria di caccia, vinta dall'inglese Michael Whittaker su Everest Elton nei confronti di Juan Carlos Garcia per la Colombia su Mar del Plata. Filippo Moyerson monta questo irlandese di 8 anni. Per ora si sono qualificati 8 binomi per il barrage. Il tracciato è stato ideato come di consueto da Richard Jeffrey. 11 ostacoli per 14 salti, 2 le combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Ecco Filippo Moyerson che va ad affrontare l'ultima diagonale, c'è errore al rustico che immette sulla doppia gabbia, dunque sfuma per il cavaliere italiano la possibilità di effettuare il barrage. 4 penalità nel tempo di 74 e 23. Vediamo fin qui quali sono i binomi qualificati. Per la Germania Otto Becker con Hermans Belnui, poi per l'Olanda Peter Gering con LBH Fedor, quindi un cavaliere inglese Geoff Glaser su Elo Oscar, poi l'azzurro Jerry Smith su Constantin, questa è una buona notizia, poi ancora l'olandese Jos Lansing su Bolworms Everglades, quindi Urs Fa per la Svizzera in sella a Jeremiah, il francese Michel Robert con Airborne Montesillo e il belga Rudi Elsen in sella a Gartner. Per quanto riguarda gli altri azzurri, 4 penalità per Gianni Govoni in sella ad Aileen, errore all'ultimo ostacolo. Poi per Manuela Bedini con Desiree di San Benedetto, un solo errore agli ostacoli. Vi ho detto del netto di Jerry Smith che probabilmente farà coppia con Constantin agli imminenti campionati europei di San Gallo. Ora in campo un cavaliere di grande prestigio per la Germania, Ludger Beerbaum su Spreche It's Me, è il campione olimpico individuale a Barcellona. Dopo di lui in questo percorso base vedremo ancora Roberto Arioldi e Rolof Brill. E probabilmente anche Juan Carlos Garcia, che entrerà in campo. Il suo cavallo aveva perduto un ferro, dunque sarà l'ultimo a entrare. Intanto abbiamo un altro qualificato per il barrage, si tratta del tedesco Ludger Beerbaum in sella a Spreche It's Me. Non era difficile da prevedere questo risultato, anche se il tracciato è piuttosto impegnativo. Il prossimo concorrente è azzurro, si tratta di Roberto Arioldi in sella a Loro Piana Double Take Fise, un altro binomio da tenere nel mirino perché potrebbe difendere i colori azzurri a San Gallo. Estremamente importante verificare la condizione di Double Take, che è un cavallo di 12 anni di origine neozelandese. Roberto Arioldi viene unanimemente definito un garista, estremamente puntuale in categorie di ogni tipo, grandi doti agonistiche per un cavaliere che ha un curriculum lunghissimo. Arioldi è monzese, è nato nel 1955. Inquadratura per la tribuna, oggi particolarmente
gremita. Il flusso del pubblico è favorito anche da una giornata di sole. Intanto le telecamere dell'Esterna 2 di Bologna, pilotate da Roberto Gambuti, ci offrono un primo piano di Luciano Pavarotti. È nota la sua passione per gli sport equestri, per i cavalli in generale, anche se da lui è venuto nei giorni scorsi un grido d'allarme, una richiesta di aiuto, perché in effetti organizzare una manifestazione di questo respiro è sempre impegnativo. Gli appassionati si augurano che anche nella prossima stagione qui a Modena possano sfilare fior di campioni. Quest'anno, ve lo ricordo, presenti al Pavarotti International Frank Schlotak, Nick Skelton, i francesi in blocco, a partire da Rick Navet. Intanto seguiamo il percorso di Roberto Arioldi, che è atteso dalla gabbia, molto diligente double take, percorso fino a questo momento netto. Vi ricordo che il tempo massimo è di 78 secondi, il tempo limite di 156 secondi, la velocità di 350 metri al minuto. Parte conclusiva del tracciato, probabilmente la più impegnativa. Vediamo Arioldi sul rustico, non c'è errore. Ora la doppia gabbia in bianco e rosso, il primo elemento è un verticale superato, un dritto, il secondo elemento, poi un passaggio di sentiero, e c'è il percorso netto di Roberto Arioldi che si qualifica per il barrage. 10° binomio in barrage, quello composto da Loro Piana double take Fise e Roberto Arioldi. Ancora una volta freddissimo, pronto a sfruttare ogni opportunità. Dunque 10 binomi in barrage, ed ora per l'Olanda Rolof Brill in sella Bolvorm Chablis, una femmina di 9 anni di origine belga. Intanto suggestiva questa immagine, abbiamo visto l'inquadratura ravvicinata per double take e poi la sagoma occhialuta di Roberto Arioldi. Rolof Brill, cavaliere olandese di discreta esperienza. Vi ricordo che in mattinata il premio Decca categoria 6 barriere ha visto il successo del tedesco Otto Becker su Hermanns Ascalon al quarto barrage. Molto applaudito il percorso di Michael Whittaker, vincitore del premio Chiarli categoria di caccia, in sella ad Everest Elton. Rolof Brill è nato nel 64, il padre per tanti anni è stato tecnico della squadra olandese di concorso completo, dunque una dinastia dedicata al cavallo, all'equitazione in tutte le sue espressioni. Cerca l'ingresso nel barrage Rolof Brill con molta diligenza sulla doppia gabbia. Ora l'ostacolo conclusivo. Applausi per lui. Dunque l'11° binomio qualificato per il barrage. In scaletta Rolof Brill e Bolvorm Chablis dovrebbero essere gli ultimi, però c'è una variazione in quanto Juan Carlos Garcia, il colombiano, aveva avuto un problema con il suo Candyman
gli è stato rimesso un ferro, ora è pronto per entrare in campo. Eccolo infatti inquadrato, Juan Carlos Garcia, che ha perduto per un soffio la categoria a tempo della giornata, beffato da quel grande campione che risponde al nome di Michael Whitaker. Un lampo in questa giornata modenese, un lampo di classe vera. Una giornata che ha fatto a meno di Frank Schlotak, campione del mondo in carica. Il cavaliere tedesco si è recato in clinica per dei controlli, ha risentito di un acciacco alla schiena, scoria di una vecchia caduta. L'ultimo concorrente nel percorso base, Juan Carlos Garcia, colombiano di nascita ma ormai italiano d'adozione, monta Candyman. Un cavallo di 11 anni di origine olandese. Vediamo se anche Juan Carlos Garcia entrerà nell'elite dei cavalieri che hanno diritto a disputare il barrage. Così non sarà, infatti c'è l'errore sull'Oxer rustico, un errore replicato all'elemento d'uscita della doppia gabbia. 8 dunque le penalità per Juan Carlos Garcia e Candyman, rimangono 11 i binomi qualificati per il barrage e ora sarà necessario qualche minuto per consentire l'allestimento del percorso per il barrage, che sarà effettuato sugli ostacoli 1, 2, 4, 5B, 10B e C e 11 del percorso base. Vorrei impiegare questi minuti che mancano all'inizio del barrage per scambiare qualche impressione con Emilio Puricelli, a cui affido il microfono. Allora Emilio, intanto complimenti, perché con Deca e con App sei riuscito a conquistare 2 categorie. Grazie dei complimenti, ma purtroppo in questo momento per noi è un momento molto difficile. La nostra mente, scusami, ecco, per noi, Emilio, intendi tutti coloro che lavorano nella scuderia di San Patrignano. Ricordo, tu hai vinto con San Patrignano App e San Patrignano Deca, è un momento delicatissimo per l'intera comunità. Naturalmente è un momento difficile e questo giustifica anche la scelta che hai fatto di lasciare a riposo i tuoi cavalli oggi e probabilmente anche domani nel Gran Premio. Sì, in questo momento, come ripeto, per noi è difficilissimo, visto che la nostra mente, il nostro cuore è da un'altra parte. Abbiamo pensato con la famiglia di Muccioli di fermarci un attimo. Comunque posso dirvi che la signora Muccioli, fortissima in questo momento così difficile, ha già detto che continueremo, ma in questo momento ci dobbiamo fermare. Naturalmente ci sono diversi livelli di problematiche. Il primo riguarda chiaramente il dolore della famiglia, poi non certo in subordine c'è il problema della comunità che aveva in Muccioli un autentico leader, e di riflesso c'è anche il problema della grande scuderia, direi una delle più grandi del mondo, che aveva dato possibilità di lavoro e di recupero a tanti ospiti della comunità di San Patrignano. Pensiamo a tutti i giovani che lavorano tuttora vicino ai tanti cavalli della scuderia. Esatto, un sacco di ragazzi si occupano ormai da tanto tempo di tutta la scuderia, ci sono dei bellissimi puledri che stanno crescendo, oltre naturalmente ai cavalli da competizione che ci sono già, per cui si continuerà sicuramente. Bene, dovrebbe essere quasi tutto pronto per la disputa di questo barrage. Ora entriamo nel dettaglio tecnico. A tuo giudizio, Emilio, chi è il binomio favorito, anche se è sempre difficile formulare pronostici? Ma non lo so, perché non ho visto bene tutta la gara, sinceramente sono un po' in questo momento interessato a altre cose.
Io spero che vinca un italiano, ho visto saltare molto bene Arioldi, molto bene Jerry Smith con Constantin, stanno facendo l'ultimo percorso in preparazione per gli europei. Ecco, a questo proposito, notizie confortanti, no? Da Constantin e da Double Take. Sì, ho giusto incontrato adesso il tecnico Ignoren che ha detto di vedere in grande forma tutti e 4 i cavalli, per cui partiamo credo con la miglior squadra al momento che possiamo mettere sul campo. Dobbiamo avere un pochino di fortuna e penso che il nostro traguardo, quello di qualificarci per le prossime Olimpiadi, facendo i debiti scongiuri, non dovremmo mancarlo. Ricordiamo che sono praticamente 4 i posti a disposizione. Sì, non si può mai parlare prima con i cavalli. Le condizioni atmosferiche di San Gallo sono abbastanza insidiose perché normalmente piove, il terreno è pesante, un incidente può sempre capitare, però bisogna dire che la preparazione è stata fatta al meglio per arrivare con 4 cavalli in forma. E naturalmente ci associamo a questo augurio. Sarebbe estremamente spiacevole se l'equipa azzurra non potesse partecipare ai prossimi giochi di Atlanta. Fra poco comincerà il barrage di questo premio Club Europa Challenge. Vi ricordo qualificati: Otto Baker, Germania; per l'Olanda Peter Gering, intanto ringrazio ancora Emilio Puricelli; per la Gran Bretagna Geoff Glazzard; per l'Italia Jerry Smith; per l'Olanda Jos Lansing; per la Svizzera Urs Fa; quindi per la Francia Michel Robert; per il Belgio Rudi Helsen; per la Germania Lübger Beerbaum; un altro italiano Roberto Arioldi, e quindi Rolof Brill per l'Olanda. È tutto pronto per il barrage. Il primo a scendere in campo è Otto Baker su Hermans Belle-Nuit, una femmina di 12 anni di origine tedesca e della Westfalia. In caso di ulteriore parità classificherà naturalmente il cronometro, dunque dovremo tener conto anche delle lancette dei secondi e dei centesimi di secondo. Ultimamente in campo equestre siamo stati abituati a vedere vittorie anche in categorie estremamente importanti assegnate sul filo dei centesimi di secondo. Vedete che l'andatura è cambiata rispetto al percorso base. Otto Baker va ad affrontare quello che era il secondo elemento di una gabbia. Invece la doppia gabbia è stata trasformata in una gabbia. C'è errore all'elemento di uscita. Sono 8 in totale le penalità per Otto Baker in questo barrage. Primo binomio, 8 penalità. Adesso per l'Olanda Peter Gering su LBH Fedor, un cavallo intero di origine olandese di 8 anni. Gering è nato nel 63, dal 92 gestisce in proprio un centro ippico con la moglie, che è una nota amazzone di dressage. Per la prima volta in Coppa delle Nazioni nel 93. Il suo miglior risultato quest'anno è il 6° posto nel Gran Premio di 's-Hertogenbosch in Olanda. Vediamo se sarà di Peter Gering il primo netto in questo barrage. Naturalmente non commettere errori agli ostacoli potrebbe non essere risolutivo. I cavalieri cercano anche di imprimere velocità al loro percorso.
Dunque percorso netto in 35 e 22, percorso netto 35 e 22, questo è il primo dato di riferimento per gli altri, a partire dall'inglese Geoff Glazzard che monta Hello Oscar, un altro cavallo intero di 9 anni, un sauro. Saluta pubblico e giuria Geoff Glazzard e va ad insidiare il 35 e 22 ottenuto da Peter Gering. Percorso netto per il cavaliere olandese Geoffrey Glazzard, è nato nel 49, vive a Brewood dello Staffordshire, per la prima volta in coppa nel lontano 1977. Non difetta dunque di esperienza, anche se l'equipe inglese dispone di talenti talmente limpidi che la via per Glazzard è piuttosto sbarrata. Un piccolo disastro sul passaggio di sentiero in bianco e rosso ormai sfuma la possibilità di vittoria per Glazzard, che comunque va a ultimare la sua fatica. Superato il verticale in verde e blu, 1,48 m, ora la gabbia, non c'è errore. 4 penalità invece trovate proprio sull'ultimo ostacolo, 8 penalità nel tempo di 39 e 36. Dunque l'unico netto in questo barrage per ora quello ottenuto da Peter Gering per l'Olanda. Auguriamoci che non sia l'unico, anche perché il prossimo binomio a entrare in campo è quello rappresentato da Jerry Smith e da Constantin, Italia. Jerry Smith è nato a Milano nel 69, ha avuto maestri importanti, nel 93 con la scuderia della signora Lucchini si è qualificato per la finale della Coppa del Mondo, 23esimo a titolo individuale. Constantin è un castrone baio di 10 anni. Quattro penalità per Constantin e per Jerry Smith. Devo delle scuse a Constantin, che è un bel sauro. Comunque un errore agli ostacoli sfuma anche per il binomio azzurro la possibilità di primeggiare questo premio Club Europa Challenge. 4 penalità per Jerry Smith e Constantin, che ci auguriamo di vedere al top della condizione a San Gallo in occasione degli europei. Ora un altro grosso calibro per l'Olanda, Jos Lansing in sella Bolworms Everglades. Jos Lansing particolarmente affezionato, credo, a questo concorso modenese, infatti ha vinto la prima edizione nel 91 del Gran Premio del concorso ippico internazionale di San Marino. Lansing è nato nel 61, deve molto all'incontro con
l'attuale capo equipe della squadra olandese Hans Horn. Nel 94 si è imposto nella finale di Coppa del Mondo. Vi ripeto, in caso di percorso netto, da battere il 35,22 di Peter Gering. E si dà un grande affare Jos Lansing, non vuole lasciare nulla di intentato. Avete visto la parabola con cui ha affrontato l'ultimo verticale, e ora però c'è un rifiuto di fronte alla gabbia. Problemi anche per un cavaliere di collaudata esperienza come Lansing, è ormai fuori gioco per il primo posto. 3 penalità per questo primo rifiuto, supera la gabbia. Ora l'ultimo ostacolo, in totale 8 le penalità, c'è un'infrazione di tempo 51,80. Peccato, perché era davvero un bel percorso quello di Jos Lansing. Ed ora, mentre il regista Gambuti, direi impietosamente, ci ripropone il gran rifiuto da parte di Bolvorms Everglades, andiamo a occuparci dello svizzero Urs Fa, che monta Jeremiah, una femmina di 9 anni, sempre in testa alla classifica provvisoria Peter Gering per l'Olanda, finora unico doppio netto. Vi ricordo che in barrage c'è aggiunta di una penalità per ogni secondo iniziato, oltre il tempo massimo consentito ovviamente. Per la Svizzera Urs Fa, nato nel 64, lo scorso anno ha vinto con la squadra elvetica la Coppa delle Nazioni nell'Internazionale di Washington. Dunque discreta esperienza internazionale anche per il cavaliere rosso crociato. E a proposito di svizzeri, vi ricordo che la categoria d'apertura di questo concorso ippico internazionale di San Marino è stata vinta da Thomas Fuchs su Dudley II, un Thomas Fuchs sempre temibile, soprattutto nelle categorie a tempo. Dispone di cavalli molto duttili, molto veloci. Attenzione, ancora netto questo percorso. Diamo un'occhiata anche al cronometro, percorso netto in 37,76. Dunque rimane in testa Peter Gering, 37,76. Per 2 secondi e mezzo non riesce a scalzare il cavaliere olandese dal primo posto. Impresa che sarà tentata certamente da Michel Robert, cavaliere francese in sella Airborne Montesillo, un cavallo di origine americana di 9 anni. Michel Robert è nato nel 48, qui al Pavarotti International funge anche da capo equipe per la squadra francese che ieri si è imposta nella Coppa delle Nazioni. Un cavaliere estremamente versatile che prima di diventare un fuoriclasse nel salto ostacoli si era cimentato con ottimi risultati anche nel concorso completo. Per quanto riguarda la sua carriera nel settore del salto ostacoli, vi ricordo che nel 93 ha vinto l'oro individuale a squadre ai Giochi del Mediterraneo, a lungo legato alla scuderia di San Patrignano. Vi ricordo che montava Miss, con Miss di San Patrignano ha ottenuto argento individuale a squadre ai campionati del mondo dell'AIA. Ancora senza errori il percorso di Michel Robert, percorso netto in 37,17. 37,17 in seconda posizione Michel Robert. Vi avevo anticipato che sarebbe stata una questione di secondi. Dunque ricapitoliamo la situazione: in testa
l'olandese Peter Gering, percorso netto al barrage in 35,22. In seconda posizione Michel Robert, Francia, 37,17. In terza posizione lo svizzero Urs Fa, 37,76. La vittoria di Peter Gering può essere insidiata da Rudi Helsen per il Belgio, da Ludger Beerbaum per la Germania, da Roberto Arioldi per l'Italia e da Roelof Brill per l'Olanda. Per il Belgio dunque in campo Rudi Helsen su Gartner, un cavallo di origine belga di 12 anni. (1,45 per 1,70), il passaggio di sentiero in giallo e nero appena superato, c'è un brivido al verticale numero 5, non c'è comunque errore. Rudi Helsen è nato nel 50, risiede a Herentals, ha superato con qualche difficoltà la gabbia, proprio coi denti sta andando incontro al suo percorso netto che ottiene in 39,56. Quarta posizione per lui, 39,56. Ed ora l'oro di Barcellona a livello individuale, il tedesco Ludger Beerbaum su Spreche It's Me, una femmina di 13 anni. Ludger Beerbaum a Barcellona è salito sul gradino più alto del podio, è nato nel 63, per lui doti di freddezza, cavaliere estremamente grintoso, una sana rivalità all'interno della squadra tedesca fra Ludger Beerbaum e Frank Schlotak, oggi assente. Terzultimo binomio in campo, dopo vedremo Roberto Arioldi e Roelof Brill. Sempre al comando Peter Gering, netto in 35,22. Comincia a far galoppare il suo saltatore Ludger Beerbaum, che non può sentire emozione, non può sentire il peso della responsabilità, perché ha già centrato traguardi ben più prestigiosi. Si avvia alla gabbia in bianco e rosso. Ora l'ostacolo conclusivo, 33 secondi, 33,76, è in prima posizione, addirittura 1,5 secondi di differenza rispetto a Peter Gering. Dunque il tempo da battere è ora il 33,76 di Ludger Beerbaum. 33,76, un'impresa difficile, speriamo non proibitiva, per Roberto Arioldi, che monta l'Oro Piana Double Take Fise. Naturalmente ci sia consentito tifare per il cavaliere azzurro, che tiene nel mirino il tempo fatto segnare da Ludger Beerbaum. Lo ricordo, siamo al barrage di questo premio Club Europa Challenge. Al comando della classifica provvisoria Ludger Beerbaum, oro olimpico individuale a Barcellona, percorso netto al barrage in 33,76. Roberto Arioldi monta l'Oro Piana Double Take Fise, un binomio che potrebbe difendere i colori italiani agli europei di San Gallo. Vedete, grande garista Roberto Arioldi, non lascia nulla di intentato, è atteso dalla gabbia, prende i suoi rischi, un brivido all'elemento d'uscita. Ora quello conclusivo, 34,83, non ce l'ha fatta, è comunque in seconda posizione Roberto Arioldi, 34,83 purtroppo per lui.
ha trovato sulla sua strada un grandissimo Ludger Beerbaum, era riuscito a far meglio di tutti gli altri binomi. Roberto Arioldi che riceve tantissimi applausi a questo primo piano rallentato offerto dalle telecamere dell'Esterna 2 di Bologna. Intanto ci è stato comunicato che Roloff Brill non scenderà in campo per il barrage, dunque diamo la classifica definitiva di questo premio Club Europa Challenge. Vince l'oro olimpico individuale di Barcellona Ludger Beerbaum, Germania, in sella a Spreche It's Me. In seconda posizione un ottimo Roberto Arioldi, piazzamento di buon auspicio per i colori azzurri in vista dell'Europeo di San Gallo, in sella all'oro piana Double Take Fise. E in terza posizione colui che aveva guidato a lungo la classifica provvisoria, Peter Gerink, cavaliere olandese in sella LBH Fedor. Dunque siamo in chiusura di collegamento, è tutto per il momento dal campo ostacoli del Club Europa 92, un cordiale saluto a tutti.